Fai avere due, anche per avere un bicchiere in tavola, cosa dici? Certo, certo, qualcosa. Facciamo vedere anche che siamo da Fiore, che è scritto qua sopra. Ecco qua. Bene, bene, sono con il patron che ha appena festeggiato il quarantennale, lo deve ancora festeggiare. Sì, lo dobbiamo ancora festeggiare, lo festeggeremo più Ecco, avanti. ecco. Siamo nel quarantennale comunque 2018 perché chiaramente un'intervista che si fa da Fiore, stella Michelin, la prima stella Michelin e per tanto tempo l'unica. Sì, per tanto tempo l'unica, sì, Ecco. è vero. La prima, chi aveva la stella Michelin a Venezia era la Risbar. Poi c'è stato un momento Che ne ha avute anche due. che ne ha avute anche due. C'è stato un momento che Venezia era sguarnita, l'abbiamo presa noi e l'abbiamo mantenuta credo per siamo 20 anni ormai. Certo, poi sono arrivati i ristoranti negli alberghi, Vai. gli hotel di lusso, 5 stelle lusso non mancano a Venezia, gli standard chiedono comunque un livello comunque da stella Michelin per gli alloggiati chiaramente di quella categoria, chiaramente le stelle sono aumentate, ma il primo mitico rimane sempre qui, perché da quanti anni la stella? In questi 40 anni? Sono 20 anni. Quindi 20 anni di stella Michelin, Sì, credo che l'anno prossimo la signora in cucina, Mara in cucina, Mara. rigorosamente tenuta nascosta, Ecco, che non me la rubino. ecco che la cucina, questo insomma ristorante che insomma, Ma noi l'abbiamo preso il 1° aprile del 78, pensi, proprio un pesce d'aprile. E qui c'era, come altri molti posti veneziani, una vecchia osteria, un baccaro dove si servivano i cicchetti, i veri cicchetti che si usavano una volta, che adesso sarebbero anche difficili da riproporre, cioè la seppiolina, il polipetto, la sardina, il baccalà, non tramezzini, tartine e cose varie, ma proprio si vendeva vino e a mezzogiorno facevano un servizio di trattoria. Abbiamo preso noi, giovanissimi, molto incoscienti anche, forse se vogliamo, perché poi la nostra esperienza era limitata a quello che era la famiglia, a quel poco che avevamo lavorato fuori, e abbiamo iniziato a dare un segnale diverso alla ristorazione. Abbiamo iniziato a tenere aperto la sera, siamo stati perché era aperto solo a pranzo. solo a pranzo, sì, ecco. sì, qua alle 8 di sera chiudevano tanti locali a Venezia, adesso la città è cambiata moltissimo. Siamo stati fortunati, stavo dicendo, perché quando sono arrivato qua io e Mara, Venezia aveva 130.000 abitanti, ma oltre agli abitanti aveva delle realtà produttive importanti, l'artigianato, uffici, agenzie marittime import-export, avvocati, notai, commercialisti. Adesso basta, abbiamo, guardi, qua è tutto chiuso, qua ci abita una persona, là nessuno, là 4, e c'è questa invasione, io spesso uso dire invasione barbarica Di turisti che quindi bisogna dare le informazioni, anche le indicazioni. Bisogna, è importantissimo perché a Venezia ci sono ancora delle realtà vere di ristorazione, di osterie, di negozi, non è tutto, purtroppo l'occhio spesso cade in delle cose molto simili perché ormai siamo pieni di questi negozi fasulli anche spesso, però ci sono ancora un po' di realtà, non molte, ma ci sono ancora un po' di eroi, come li chiamo io, che tengono duro. Bene, intanto noi Stefano siamo. ci stava servendo. Lei non disturba, lei può sempre. Così facciamo anche un quindi brindisi. facciamo vedere che tutto Ecco è tutto live, tutto live. Siamo in questo momento praticamente in cui stanno arrivando i clienti che chiaramente hanno prenotato l'unico tavolo. Che abbiamo sul nostro pontiletto, l'unico, in questo Rio magnifico. Romanticissimo. Salute. Io ho avuto occasione già di pranzare lì, perché molto probabilmente era la stagione fredda e molto probabilmente non si poteva uscire. Siamo aperti da una settimana qua, perché quest'anno la primavera è arrivata molto in ritardo, ecco, stanno arrivando i primi occhi. Questo è il tavolo, chiaramente va via subito, non so, viene prenotato un anno prima. No, tutti lo vorrebbero e noi cerchiamo di gestirlo in maniera migliore, insomma. È chiaro che se uno lo prenota con tanto anticipo, daglielo. Non è che possiamo dire no, tempo per
permettendo chiaramente. Quindi la cucina, quindi era da fiore, perché poi questa poi l'attrazione in mezzo a tutte queste attività, tutti questi insomma ristoranti, la cucina, ecco, la cucina poi vuol dire, per fortuna è anche un po' quella del baccaro, no? Di Noi abbiamo mantenuto nel nostro menù una profonda presenza del territorio e della tradizionalità, per cui le dico velocemente: il baccalà, i bacon in salsa, le seppie in nero, le moeche fritte, l'anguilla. All'interno di questo menù ci sono chiaramente anche delle interpretazioni di Mara e dei suoi collaboratori per dare cenno anche di quello che uno può fare di suo, insomma. Qualche piatto in 40 anni, insomma, vi è venuto bene, insomma, ve lo no. chiedono ancora. Sì, sì. Ad Ogni esempio, ogni tanto io tolgo qualcosa dal menù perché mi stufo, perché il menù subisce la variazione anche del mercato del mattino. Noi spesso li stappiamo Certo. tutti i giorni, chiaramente. Ci sono cosa posso dire, i tagliolini al forno che facciamo da 40 anni, quelli mi ero stufato e li ho dovuto rimettere perché siccome non ci sono più l'anguilla laccata, i nostri risotti, ecco, quelli sono sempre stati un punto forte. risotto a Venezia si rimane in regione o si va inoltre proprio a bere, cioè il riso che voi No, utilizzate? ecco, il riso che io uso adesso è prodotto da un carissimo amico ed è prodotto a Eraclea. Prima prendevo il riso nel Vercellese. Eraclea siamo in Friuli, siamo. No, Abbiate siamo qua qui? vicino a Bibione, siamo nel Veneto. siamo al confine. Assolutamente. Un Carnaroli super fino. Bene, questo quindi è da Fiore, quindi adesso in questo momento chiaramente vedete quella che è Venezia, quindi da questo balconcino, ma il resto del locale è diventato, come si è aggiornato, quindi ha delle tinte chiare piuttosto che quelle soffuse, no? Non aveva, essendo stato un baccaro, non aveva un arredamento che C'erano molte ombre. che valesse la pena. Pensi che quando sono venuto qua io si vendevano al banco e il servizio del mezzogiorno 3 damigiane di vino al giorno, 150 litri. Una cosa pazzesca. Vino di buona qualità, Sì, usavano un bianco e un rosso, ancora non c'era. ci va da Fiore già. Non... Fiore era il soprannome, che si chiama Fiore, questo locale sono 80 anni quasi. Prima ancora si chiamava Vini da Trani, come molte realtà veneziane, per cui quando non esisteva ancora l'enologia, il vino nostrano veniva tagliato col vino foresto, si usava questo termine, che proveniva da Trani, che proveniva da Manduria, e importavano il primitivo per il rosso e una malvasia per il bianco. Arriva sia da Trani, che sta nella parte alta della Puglia, e dalla parte bassa di Manduria, insomma, la parte Difatti desertica ancora della adesso Puglia. si trovano a Venezia a Calle della Malvasia, ci sono ancora dei posti. Questa è un po' la storia, quindi 40 anni, quindi da Fiore, poi c'è adesso anche, chiaramente col tempo è arrivato anche Mio figlio, sì. il figlio, c'è il Sì, figlio. che mi dà una mano in questo preciso istante non c'è. Ma, Ecco. sì. Sì, lo so. Adesso, Bene, sono i clienti chiaramente che attendono il patron, bene, altre cose che le vengono in mente di questi 40 anni, che tra l'altro festeggerete, nel senso Più che avanti, era il giorno sì. di Pasqua, Più il avanti, vostro compleanno, esatto. che è nato il 1° aprile, tipo Primo pesce, aprile. pesce d'aprile. lo faremo più avanti, non abbiamo avuto occasioni in questo momento. Però 2018 sono insomma 40 anni, 20 con la Stella Missa, tanti riconoscimenti e quindi Sì, insomma sì, complimenti, e quindi per prenotare basta telefonare qua, sono cambiati i tempi. Basta telefonare. Ecco, si telefona ancora, non è che... E rispondiamo sempre. Ecco. Se quando non rispondiamo trovano una segreteria telefonica che dice appunto che siamo assenti, che questo è un segnale di cortesia che io ho sempre avuto. Adesso funziona molto anche la prenotazione tramite internet, dopo viene risposto, chiaramente. Ecco, noi continuiamo a chiudere la domenica e lunedì, i nostri 2 giorni di chiusura settimanali. E poi C'è il fermo pesca, anche qui c'è il fermo sì. cioè, di
domenica non ci sarebbe il pesce. Sì, già avere il pesce giusto è diventato negli anni, in questi ultimi anni. molto Siete un ristorante di pesce? Fish con una restaurant. piccolissima presenza di carne e molte verdure, usiamo chiaramente, come adesso la primavera ci dà tutte le erbe spontanee, fiori. queste cose. Giustamente. Comunque ecco, il pesce, poi lei ha citato dei pesci che sono di acqua dolce, ecco, quindi non sono proprio i No, pesci di acqua dell'Adriatico. dolce io non ho... L'anguilla? No, scherziamo, della Laguna Nord, no? Vabbè comunque. Sì, l'anguilla Sarebbe di acqua dolce. il bisacqueo sarebbe di due acque, come poi si Sì, sì. traduce in dialetto veneziano bisatto dal latino. Moeche chiaramente nel periodo che ci sono. Sì, anche se adesso riusciamo ad averle abbastanza per un lungo periodo. Lei sa che il periodo del pesce sono sempre 6 mesi, no? Moeche, il pieno di stagione è primavera e autunno. Quindi durante il Win Italy, in questo periodo, mentre noi stiamo andando in onda, e molti sono riuniti, compresi i politici, appunto, al Win Italy ci sono... Arrivare le adesso moeche. con un vassoio di Moeche sarebbe Ecco. magnifico, Ecco. con tutti quei vini buoni che sono esposti. È Certo. capitato con il consorzio di Treviso qualche anno fa. È capitato perché evidentemente ce n'erano in abbondanza. Ecco. Cosa che non è più vera adesso, perché noi cerchiamo di usare anche i moecanti, sono pochi ormai, è un mestiere che speriamo non scompaia del tutto. Usiamo quelle della Laguna Nord, Burano, dietro Torcello, Quelle sono le zone. sì, poi ce ne producono anche verso la Giudecca da noi e poi invece bisogna andare giù di Chioggia da quelle parti. E poi bisogna attendere il momento della multa in realtà, cioè, sono grandi. Bisogna controllarlo ogni giorno che cambino e Le, appena sono teneri vanno tolti dall'acqua, dai bieri, da queste ceste e si possono mangiare. Così oggi gliele faccio provare. le mette in menù? Vengono Sono scritte, nel menù. esistono nel menù. Ecco, come è scritto? Moleche, perché Moleche. non c'è una traduzione italiana e la L si abbandona, moeche Sì. di Burano, fritte con la polenta. Sì. Menù. Quindi la cucina molecolare È è questa. nata qua. Certo, Cioè, da assolutamente. quanto tempo si usano queste moeche, come lo dico in veneziano? Moeche, la L si abbandona e teniamo presente che tutti quelli che sono i crostacei vanno in moeca. In moeca va lo scampo, la canoccia, l'astice, la lagosta e che bisogna riuscire a prenderle nel momento in cui si trasformano. Si riesce a farlo con le moeche perché sono messe in queste ceste, ripeto, si chiamano bieri, vivai, e ogni giorno il molecante le palpa, le ascolta, le vede. Bene, allora da Fiore vi salutiamo e altri che so, altri 40 anni, che c'è chiaramente Altri la 40 generazione. anni, certo, non la vostra abbiamo, per il generazione momento va non avanti, abbiamo nessuna sempre intenzione. qui e praticamente qual è l'indicazione migliore? Qui si arriva anche in taxi. Sì, sì, assolutamente. Ecco, Ma si qua arriva- siamo a 10 metri dal più grande campo di Venezia che è il campo San Polo. Per cui 10 minuti da Rialto, dal piazzale Roma, dalla stazione. Da Fiore. Adesso io la lascio Bene, mangiare. bene, io faccio magari vedere un attimo. magari le moeche. Vediamo. Ma io scherzavo, No, no, poi gliela faccio mangiare, scherzate. perché mia moglie non vuole. No.